Un viaggio in sugidade a terra, ma pensasa in sugidade sul mare. E oggi voglio contarvi in una maniera davvero bella. Siamo sul mercato di San Benedetto, siamo in Castello, si chiede terra nostra in questo viaggio. Dunque, Robby, noi che siamo a intro del mercato di San Benedetto, Sì. che te ne andare a triballare in noi? Su doveri può portare su binai a Domo e poi campare e pagare su sta. È difficile a triballare. Poi è difficile a traballare, non faghere portare. No, non ci sa, su prodotto è aumentato, è troppo. E su chi il discala del Gorangio è pago e fa tempo a porre una vitticera pittia poi portare all'uomo e sempre di più pagare tutto su chi c'è da pagare. E te cosa grada da deproso? Capisco che prima sono un pescatore, non tribagliate cosa gradia da fare su pescatore? Fiammello, ma abbiamo un sacrificio, poi è molto problema a scamba può subire sul mare, potrebbe essere solo e stiamo a varare 2 mesi senza camminare con questa gamba di attriti. Non mi posso fare 2 maccheroni, si porta poi su pane, su maccheroni si fa su peso e intendi il dolore. Fai dopo sono un pago su chi vendi voi, sì. Torbaccone de mare lo scomporano. Sì, lo schicca la botta è una calinare più digeribile, più leggero. Invece questo nostro sardo che aveva con su scrocio miedo, è più pesante, però è più saporito. Ma quanto pische vade in Noche? Se proprio un banco pieno di pische di cada razza vinda in Noche? Ci investi mera e però noi c'è stimala tempo leggio, c'è vento e ci ne pago. Poi come ti funziona? Da quando va tempo quando c'è tempo leggio c'è pago pesci. E poi prima del gusto tempo leggio ci viene sul fermo biologico. È più buono sul nostro, il gusto della margherita che andate per noi. È già i toccato di oco. Ma voi... Gusto e pesci locali, invece che andare gusto e pesci arriva dall'Atlantico. Ma e noi potremmo c'è tempo leggio e non arriva a pesci locali. Sa gente che anda da comprare, sono consumatori, se voi si lo azzudate se a separare su pische, certo, come te lo sa una rausa, un oso, che questo non è pesce da nostro. Poi tu conosci ormai, su Casteldaglio tu conosci questo pesce. Questo tu scegli che questo non è pesce nostro, questo è pesce di Savanzagna. Queste pische buono che è tutto, è buono, però su pische sardo... Sì, è più fresco questo pesce nostro. Questo è una margherita che andrà a ribera. Su produce sarbotti, si sul mare nostro, si t'accattiamo, si te pische accattiamo. C'è sta triglia, c'è sul gruppo, c'è sta zeppia bella, scalamario su beuso, c'è i punti strilli edasa, su giarrettedo, su pisciurrei, a ribera, su surello, tutto questo spiccicello su viaggi. Che in esatto mare si non c'è, quando non c'è altra cosa, comprano di questo pesce, si spragili ed è perché può forza la fare i pesci. E questo è un prato del Noche de Castello, un prato tipico di Castello che sia che questo saporita. Saporita, e te pische serve? Tipo su squaletto, andrà fatto con sagero, burdio, poi fatto con sagero,
O se nunca sa lì sa rostia, sa sardina, sa sardina fatta a schiscionera o sa triglia fatta a schiscionera. Per due semina alle ollu, è buona di Aicci. Ma lo so di mandare a tutto, sono un po' sagrata da fare questo treballo. Non faccio tenemo 15 anni che hanno cominciato, sono 40 anni su noi. E lui che scoppia che è regalo. È pesante, però è bello. Questa è una cosa gente, quando bene sta gente mi domanda consiglio su e mi prega a me, mi piace proprio a giurare sta gente. Quando bene ti minanta, ti era buono e sanno so pregiavo. Poi ti può accontentare una signora. Sergio, su banco 2 sono poco diverso rispetto a altri che siamo morbidinde in che sul mercato di San Benedetto. Car tu non vende se pische fresco, ma lo vende se che sia da surgelato o congelato, giusto? Giusto, surgelato o congelato. L'unica differenza è stessa lavorazione dei subisci. In questo senso che subisci surgelato è un visci che pigara una temperatura mera bassa in tempo mera ristretto. A suo contrario del suo congelato è su classico pesce che si comprerà e si pone in suo congelatore e pigara la temperatura a bella bello. Ma questa è una differenza di qualità? Questa differenza c'è, ovviamente prima su pesce pigara a temperatura bassa in questo senso e prusa quanto era i suoi proprietari. E sa gente lo compra da su pische coi, lo pircata? Beh, ci sono noi 40-50 anni circa. E poi te lo pircata, che è più scomodo, che dura di proso. Ma una volta succede che circa su pesci congelato stanno da cantata a brisco. Altra volta si antiprovavo su pesci congelato o surgelato e de prajumera di conseguenza di antirorra ciccai. Sabidirari è che in tutto il mondo sul vermo biologico c'è. Non è vero su chi non c'è. Ma sanai mi devo approvvigionare prima che incombenzi sul vermo biologico. È un traballo completamente diverso dal suo pesce fresco. Da dove vieni di questo pesca? Da tutto il mondo. A chi mosca qualche esempio? Tutto sul mondo. Marocco, Spagna, Argentina, Sudafrica, ogni parte sul mondo. Qual è la cosa più particolare di te, se surgelata o congelata? Sa gambara Yemen, sa ligusta Yemen, che è una coa scelta di ligusta, tutto gruppa, pago cosa di buliai e andando in mera bene. Matteo, tu forse sei uno dei suoi sprurzofani, so che vestendo che sul mercato di San Benedetto. Quanto anni stai a quando hai cominciato? 15 anni. Ho cominciato quando avevo 18 anni, dopo mi piaceva a me questo lavoro e mi sono appassionato e ho cominciato dove lavoro. Difatti, come quanto anni stai? 21. E dunque sono 6 anni? 6 anni. E poi ti hai cominciato a fare questo treballo? Poi babbo mio quando aveva piccolo dovevo pescare a Sellas e io mi sono sempre appassionato a questo lavoro, mi piace il band, mi piace che stiamo con questa gente e quindi mi sono appassionato e ho cominciato. È un lavoro che è soddisfazione che si riesce a fare e te ne stai pure. E tu lo rischi sacere? Ci provo. È un'incrasa di dia da gradare a schierare all'acere? Ma grada a me, no? Grazie. Spero di continuare a fare e di seguire questo lavoro. E tanto ti lavoriamo. Spero. Giovanni,
De canto là che è questo triballo? De canto triballa si innova? Adesso che questo trabalho tu faccio quando abbiamo piccioccheddo. Questa fotografia si biri poi terremo 6 anni. Viene 56. Adesso che questo trabalho è questo trabalho che fai a babbo e quindi ho seguito questa tradizione. E te sta cosa più difficile di questo triballo? E te sono già scritticità, e te devi disaffrontare cada dia. C'è da dire che questo trabalho è questa cosa difficile, soprattutto a sciri comprai, o su bendire le visce, a sciri comprai questa materia prima, su visce. Quindi lo che si deve ai vizi, a fare tanti sacrifici, ai squattro di mangiare. E me la sborsa è Gerardi pure. Poi ti avesci in pago, poi ti su Rempus Malu incidere in questo traballo. E me la sborsa sa traballa, investi tanti dinari e non tenesi su orangi. Ma quando voi andate a Sarbattor de Manzano per recuperare su pische, ma se vinza una guerra, una lotta tra voi, si può accaparrare su pische in mezzo, su prezzi in mezzo, giusto? Sì, questo sempre, quando c'è mera abbondanza dei pesci, manca si comprano i prezzi. Quando ce n'è più spago, va in tissasta e in si mettono una guerra del gusto che è più attento oppure più azzardato a porre un prezzo più alto per accaparrare sul prodotto. Però tornare, questo me la sborsa può riportare non coraggio nulla. Scelti a accontentare i suoi clienti e a avere sul banco. A trasborsa si vuole coraggiare pure una cosa. Per me è fondamentale che i suoi clienti che hanno portato a subire a domo riuscire a cucinare in maniera facile e tenga soddisfazione. Per gusto di me la sborsa vi domando pure come ti devi fare, ti olesi, ti consiglio come ti cucinare. Ah, lo tenés proprio scritto tu? Sì. Ma adesso un pische povero che però è troppo buono. Sì, su pisce povero buono c'è sempre stetto. Quando ne hai uno, sta sardina. Sta sardina è un pesce povero con eccellenza, però è buono. E come te si aghi? No che in Castello, se sardina come te si cogate? Sta sardina in Castello si fa arrostire e poi si ghetta a sali e limone. Tra frutta e verdura di cada razza, pane, pezza, caso, salume e prosciutto, sul mercato di San Benedetto in Castello Este, avvero un conto di colores, di sapores e di profumo. Si chiede questo viaggio di terra nostra. Giusy, per me essere in Trentino che è il paese delle meraviglie, in mezzo a questa frutta, questa verdura, questo colore. È mera bello, mera interessante. Poi Taddeo si è abituato a varrà in domo e invece a venire noi torniamo a mangiare. È una cosa che ti stimola pure a venire. Poi ti diversa, si pensa se moiando, a contento sta gente, sta clientela. Poi noi c'è del su più a su mano. Su pensamento mio è che questa gente di noi è mera esigenti. Questa cosa più bella, questa cosa diciamo pure biologica, sana, del sotto nostro, è una cosa che sta gente oiri. Su che produzione nostra, sì, sì, vero, sì, in sì. in Cagliari, sì, in Castello. No, a Semini. In Assemini. Sì, sì. E dunque voi si produite? Sì, produce sì, e Benedetto pure, sì. Due aziende agricole a Semini, a preparare il suo banco di Amangianeddu, Ghizzi. A che ora? È a facciora dei 5 mesi 6.
però a preparare dei sumeri prima, sa rucola, sa bietola, i su spinaccio, su tutto preparare prima. Sì, io vengo a fare dei 8, 8 e mezzo e mi andiamo a fare dei 4. Per preparare tutto, pulire, posa di dopo. E te sa cosa che vendere di più? Devo è stata matematica. Eglia, Sì, che la e tieni buona? Sì. Soprattutto il gusto del suo campo. Plus del gusto della serra, preferisci il gusto. Scegli che se incomincia a sapere a proi, dopo non è che sta matematica si guastara, non sono militari. E quindi dopo ci hanno a te si gusta della serra. Linda, Chimbanta 3 anni a intro del supermercato di San Benedetto il suo banco di frutta e di verdura. È una storia lunga. Non mera longa, ha cambiato mera. Come ti ha cambiato il supermercato in questo anno? Adesso ci siamo 53 anni, saremo 25, ma tengo già 80. A che in tutt'anno? Grazie. E quindi ha cambiato mera. 53 anni fa c'era gente che brindava sul mercato, ma mera. Ma il mondo è troppo cambiato. Veni a presente prima a comprare? Sì, perché ora ci punti questo su supermercati, su questi centri commerciali, c'è troppa concorrenza e quindi sa gente cerca di risparmiare, ognuno in sua pensione che tiene, c'è gente meno pensionata in questo reone e quindi cerca di risparmiare. Ma è cambiato con questo. Quando sa brutta no, ci deve ogni prezzo, ma il supermercato giù ci a volte. Poi te è più bello andare in un mercato che in un supermercato? Ma non la pensa tutti gli diaici, ognuno pensa diverso da su una stato. C'è sta che bragi sul mercato e c'è sta che bragi andare a questo centro commerciale. Chicco, uno dei suoi banchi del supermercato di San Benedetto è su frusto ed è su frusto in particolare dedicato a vendere punto. Prima avevo senza frutta, poi babbo mio passava a saluta sul caponisco, quindi tutto selezionato, prendendo le scoscittetas, le zavigetas, la schina di saluta, e space pure, che è una botta, poi tu bene a cercare e poi ti distraggi, ti fanno la paglia, ti fanno il botteso, tipo sono vegetali di angione. E bene, adesso cercavo solamente, e poi su che vendo snose, cercando di bene cosa sarda, cosa nostra, che è ancora una tu russana di tutto sacra. So spudor sardo, s'accattano? Sì, che s'accattano. E nuove? Dunque, ci deve non spiegato di San Vito, accanto a Muravera, di Marrubio, accanto a Oristanisi, di Ustana. È una bidigia del suo campidano che questo è il mio preferito. Poi a levara, macellala e mi due volte su mangiare e se esiste in noi mi volta esplodata pronta per bendi. Buona, sana, a levare da terra, a trigo. A siciliano. Come non siamo abituati a comprare questo spudo allevato a terra. Su prussano spoite, spiegamolo un pochino in dischi. Più spago meginasa, più naturale, papata più sudrigo, su siciliano, sudrigo, e poi su chiacchiere è una cosa eterna che tu devi spericcare, è più saporito. Dicono più spago meginasa. Se non diventano molto cresci, casi naturalmente, mi due volte da dogna di e sei in grado di donare un prodotto buono alla famiglia, di peso e corrotto. Michele, innoche siamo a intro di uno dei bancos del mercato San Benedetto. Questo è un banco che possiamo definire enogastronomico, no? Da quanto vi siete in Noca?
Allora, noi ci siamo su noi sul 2015. Per noi è stata un'esperienza meta positiva, poi sul mercato è un luogo di incontro. Siamo morbidi di salume, salume se soprattutto, sono solo usardo o no, non di adesso è possibile? Allora, no, noi teniamo una selezione sia locali, quindi della Sardegna, ma pure dell'Italia, della penisola e pure internazionali. Poi vogliamo offrire ai nostri clienti non scetti questa selezione locali, ma pure una visione un po' più ampia sul mondo della salumeria e della formaggeria. Poi sono convinto che sul confronto si può crescere tutti in pari. Quindi che cosa buona, giustamente. Esatto. Ma questa cosa la possiamo tornare dopo su caso? Assolutamente sì. Noi teniamo una selezione di casi locali e lavoriamo con produttori di vitichedos e conosciamo di persona. Ogni caso è diverso l'uno dall'altro, poi è diverso sul territorio di provenienza, è diverso su mano del suo casaro, è differente sul modo di allevare il suo pastore. Tenete caso da parte della Sardegna? Sì. Teniamo un caso prevalentemente del suo centro, vince a suo capo del uso. I te cercano sono clienti tuoi, o queste gente bene da vedere? A noi si piace raccontare storie dei pastori, si piace raccontare i territori di provenienza, che siano locali oppure anche italiani o internazionali. E questo per noi è un valore aggiunto. Noi scioperiamo in suo interesse dei suoi clienti, non per noi ma nel suo interesse dei suoi clienti. Come si faceva da un tempo sul bottegaio antico, sciavarare su Mellus per poi offrire ai suoi clienti. C'è questo rapporto personale che conta da me, non è più un cliente, è un amico, diventa da uno, come un coproduttore, uno che aiuta i spittichedos a lavorare in pay. Spittichedos compreso noi, perché noi comunque svolgiamo non solo noi sul mercato, ma in una bottega che noi pure a Pavoli e un'altra noi in Castello, svolgiamo anche una funzione sociale, di aggregazione, di mantenere vivo su quartieri, perché paga tutte le botteghe, anche serrao. E sapete che dentro andare a comprare questa cosa, magari non si può muovere. E intanto portavo questa spesa a Roma, ci questionavo, ci parlavo voi, di buona sapere questa cosa che ti piace, sceso che ti piace, appunto tutte cose che aiutano a mantenere ancora in peso il rapporto sui personali.